Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Vi ricordo tra le altre cose che il titolo La regia del Covid è inerente ovviamente alla regia della protezione civile, l'abbiamo accorciato di tutto quello che ha fatto la protezione civile e di cui è dedicato questa sera a questa trasmissione. Andiamo da Elisabetta, prima di salutare gli altri ospiti. Elisabetta, hai novità dal web? Allora, ricordiamo che proprio da oggi è scaricabile l'applicazione Immuni di cui tanto si è parlato e che ha tanto fatto discutere, quindi è disponibile sia sugli store di Google che di Apple e sarà attiva in 4 regioni in via sperimentali che sono la Liguria, la Puglia, le Marche e l'Abruzzo, quando sarà collegata dall'8 giugno con il sistema sanitario nazionale. Per le altre regioni, insomma, sarà attiva più avanti. Bene, altre novità Elisabetta dal web? No, per ora questa, quindi chiediamo anche cosa ne pensano di questa applicazione, insomma. Poi ovviamente chiederemo agli ospiti, che è una cosa molto importante, che tra l'altro su certi telefonini è già programmata senza che nessuno l'abbia richiesta. Anche questo è stato motivo di discussione, però dopo parleremo ovviamente anche di questa tematica che Elisabetta ovviamente ce l'ha ricordato. Allora ci sono messaggi, Dennis, andiamo a leggere rapidamente i messaggi, ne passiamo 4 se ci sono, eccolo qui. Vorrei sapere perché si è detto di togliere le mascherine, non penso sia così un problema tenere qualche settimana in più, ormai ci siamo abituati. Questo messaggio, andiamo a leggere un altro. Grazie alla protezione civile che ci ha aiutato in questi mesi a partire dalla consegna sempre puntuale delle mascherine, ed è proprio vero. Andiamo avanti. Temo che si stia sottovalutando la situazione, certo che siamo tutti felici, ma bastano poche disattenzioni per tornare a qualche settimana fa. A Luca da Vicenza, è vero Luca, l'abbiamo detto e ovviamente l'ha appena detto anche la professoressa Viola. Andiamo avanti. L'ultimo, secondo me ha ragione il medico del San Raffaele, il quadro è molto migliorato rispetto a prima. Per quale motivo sarebbe un problema farlo notare? È vero anche questo, però questo, se gli scienziati uno dice una cosa, uno dice quell'altra, ovviamente noi non facciamo altro che renderla pubblica, e però davvero può mettere in confusione, come dicevo prima con Vincenzo Gottardo, può creare confusione ovviamente al cittadino e può anche dare una certa libertà a qualche altro cittadino e mettere in pericolo a sua volta qualche altro cittadino. È la solita storia perché non c'è un'unità di intenti da parte della comunità scientifica ed è stato uno degli errori che ha citato prima la professoressa Viola. Allora abbiamo collegato, e lo ringrazio, Pierpaolo Baretta, sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Oscar Miotti, psicologo e psicoterapeuta, e ringrazio entrambi. Prima però volevo salutare Pierpaolo Baretta, come sta sottosegretario? Lei ha avuto un incidente, come sta? La vedo bello in forma però Non sentiamo l'audio di... Eccomi. Vede, come stiamo? Sto meglio, grazie. È stato operato mercoledì al braccio, un'operazione impegnativa ma comunque riuscita, c'ho un po' di tiranti vari, ma insomma per fortuna mi pare tutto sotto controllo. Adesso c'è come sempre il periodo di portare questa cosa, poi la toglieremo e poi insomma tutta anche la terapia necessaria, però comunque sono contento perché è andata bene, poteva andare bene. Ecco, in bocca al lupo davvero di cuore. Visto già collegato abbiamo l'assessore alla protezione civile del Veneto Giampaolo Bottacin, poi abbiamo qui in studio vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, Vincenzo Gottardo, consigliere della protezione civile di Padova, e la Cristina Gazzin che è il factotum, mi sembra di aver capito, è un termine non bello, però è lei che a sentir dire tutti ovviamente che ha contribuito in maniera determinante alla riuscita della protezione civile per quanto riguarda la nostra città. Allora, come vanno? Questi soldi arrivano, Baretta, oppure sento qui davvero una contestazione globale da parte di tutti? Non arrivano, non sono arrivati, ci avevano promesso. Lei... No, ma i ritardi sono stati su due... Non la sento. No, io la sento bene, prego, continui pure, l'abbiamo sentita adesso. I ritardi sono stati su 2 punti specifici sui quali si sta recuperando. Uno sono stati le banche, di peso poco per la verità da noi e più dal sistema bancario. Con l'ultimo decreto abbiamo fatto delle correzioni per aiutare la possibilità che si acceleri, come un'autocertificazione che quindi esonera
la banca da tante procedure, e poi il ritardo nostro è stato ed è tuttora in parte superato, ma non del tutto, quello sulla cassa integrazione, mentre invece quello sui professionisti ormai è superato e siamo arrivati, diciamo, al 90 e passa per cento di erogazione, sia di quello diciamo di marzo, e sia ormai avviata anche quella del mese successivo. Certo, e poi invece per la parte riguarda la rivalutazione delle imprese e gli affitti, lì essendo un credito d'imposta, quello è legato alle modalità con le quali i singoli operatori lo gestiranno. Quindi diciamo che si va verso la normalità come è necessario e doveroso che sia. Ecco, senta Baretta, allora, l'Italia è riuscita ad avere una quantità di denaro incredibile dall'Europa, da tante parti sono arrivati tantissimi soldi, e questi tanti soldi che sono arrivati, non so se riesco a spiegarmi bene la domanda che voglio farle, riuscite a distribuirli più rapidamente, nel senso che i soldi che arrivano, perché devono avere un passaggio burocratico così importante, in modo tale che molte aziende si lamentano e vanno anche in grosse difficoltà, e voi non riuscite a semplificare praticamente questi soldi e di mandarli direttamente alle aziende? Ne avete mai discusso tra di voi di questo? Perché bisognava fare tutto questo giro tramite le banche, tramite quello che doveva fare per arrivare i soldi a ovviamente commercianti, negozianti, industriali, chi ne ha bisogno? No, sono due cose diverse. Una cosa sono i soldi che abbiamo stanziato noi, gli 80 miliardi tra dei due provvedimenti, quello da 25 e quello da 55, e un altro capitolo è quello che si è aperto adesso, che sono i soldi che darà l'Europa, e che sono veramente tanti e che quindi non bisogna perderli, bisogna approfittarne. Per quanto riguarda i soldi erogati da noi, abbiamo già detto prima quali sono stati i punti di ritardo. No, quelli diciamo in erogazione diretta non sono tutti legati al sistema del credito d'imposta, quindi è un sistema che chi li riceve gestisce automaticamente, mentre invece per quanto riguarda i fondi che arriveranno dall'Europa, lì sicuramente sono legati a progetti, ed è fondamentale che noi non perdiamo questa occasione. Purtroppo abbiamo un'esperienza non felice negli anni scorsi di non utilizzo appieno delle risorse europee, stavolta sono veramente molti, si tratta di costruire da qui, l'Europa ci chiede da qui a settembre di costruire dei progetti. Penso che ogni regione, ogni grande città, ogni comunità, in un lavoro concordato, progetti di ricostruzione, bilancio, progetti diciamo anche di sostegno vero e proprio, e non perdere questi pacchetto di miliardi importanti. Quindi direi che le due cose vanno distinte. Il primo, quello che riguarda noi, come ho detto, è in via di definizione, ma sa, per quanto riguarda la parte crediti non potevamo che passare dal sistema delle banche. Per quanto riguarda invece i sussidi, li abbiamo gestiti direttamente, e ho rilevato qual è il ritardo. Lì anche il sistema della cassa integrazione è farraginoso, in parte lo abbiamo superato perché prevede due entrate, due modalità INPS più modalità regioni, quindi si è creato un cortocircuito. Però effettivamente la questione della semplificazione è apparsa dentro questa esperienza come una questione decisiva da non rinunciare e da non abbandonare, tant'è che stiamo discutendo di un decreto semplificazione per delle modalità con le quali rendere più spiccio e più regolare e più diretto il rapporto tra lo Stato, il contribuente e il cittadino. Questo non riguarda solo lo Stato, riguarda le regioni, i comuni, prevalentemente lo Stato. Quindi è arrivato il momento di cogliere anche questa occasione, Certo, sottosegretario, speriamo venga fatto in tempi molto rapidi. Senta, per quanto riguarda i comuni ovviamente tutti i sindaci dell'Italia intera si sono lamentati che, non avendo avuto introiti in questo periodo, hanno le casse vuote. Il comune, cioè lo Stato, cosa fa per loro? Cosa ha fatto per loro e cosa farà per loro? Quello che abbiamo fatto è stato anticipare l'erogazione del fondo annuale che diamo ai comuni, ma soprattutto la vera novità è un'erogazione di 3 miliardi, e i primi soldi sono già arrivati, il 30% è già arrivato e il rimanente 70% arriva entro i primi di luglio, quindi anche qui i tempi sono francamente molto contenuti. Sono 3 miliardi ai comuni,
che vengono erogati proprio a fondo perduto, in maniera tale che ci sia un ristorno delle maggiori spese e delle minori entrate. In questi giorni c'è stato un incontro tra il Presidente del Consiglio e i sindaci delle grandi città metropolitane e si è convenuto che sì, questo, come avevamo già detto peraltro, forse anche qui da lei, che si trattava di 3 miliardi non definitivi, una prima somma, poi bisognava fare un monitoraggio e c'è un impegno a erogarne altri. E quindi i comuni sono stati ascoltati, anche perché sono un punto di snodo importante, sono quelli che conoscono di più il territorio, e quindi hanno avuto questa prima erogazione di 3 miliardi. Dopodiché c'è stato anche un'ulteriore erogazione, che è lo storno della tassa di soggiorno, che non hanno ricevuto in questi 2 mesi, lo storno della TOSA, perché è la tassa sul plateatico, quella che consente in questi giorni ai comuni di gestire il plateatico dando più spazio laddove è possibile ai ristoratori, ai bar, in maniera tale che possano gestire meglio. C'è stato quindi una serie di altri ristorni. Vedrà che a conti fatti si vedrà che in questo tempo, che è apparso molto lungo, ma che alla fine sono 2 mesi, c'è stata un'erogazione imponente. Certo, ed è giusto e ovvio che i comuni abbiano lamentato, ma oggi mi pare che anche l'ANCI dichiari la propria, soddisfazione del fatto che l'attenzione c'è stata. Non bisogna mollare, il punto vero è che in questa situazione si procede pezzo per pezzo, non è mai finita. C'è un primo pezzo, sono stati 25 miliardi, un secondo i 55, poi adesso c'è dentro il decreto alcuni provvedimenti anche come il bonus energetico al 100%, che è importante perché può essere usato non soltanto dalle famiglie ma anche appunto dagli enti pubblici, quindi i comuni possono pensare anche con la rivalutazione delle periferie. Lei Baretta mi tranquillizza sempre quando parlo con lei, perché conosco la sua serietà. Poi però vado in giro e sento dire: a me deve ancora arrivare la cassa integrazione, a me devono ancora arrivare questo, a me devono ancora arrivare l'altro. Ora non ci capisco più nulla. È come più o meno prima sotto un profilo sanitario quello che abbiamo sentito dal professor Zangrillo. Senta, la cosa che le chiedo, allora, come sotto un profilo sanitario mi dicono: oggi la situazione, ci sono i soldi, lo Stato ha iniziato a distribuirli, anche se lentamente per via di questa maledetta burocrazia che è pari al Covid. Però il dramma arriverà a settembre-ottobre, quando lì vedremo davvero quante persone verranno licenziate, quante persone perderanno il lavoro e che crisi realmente ci sarà. Ecco, voi del governo avete ragionato su questo ragionamento che fa la gente, gli imprenditori, ovviamente la Confindustria, nel periodo invernale che potrebbe accadere questo? Avete messo ovviamente dei paletti perché ciò non accada? Ci sono due ipotesi, 2 valutazioni da fare. La prima, se il virus riprenderà un percorso, ovviamente ci auguriamo di no, alcuni della comunità scientifica lo temono e questo sarebbe un bel problema, perché un'economia che piano piano riprende e venisse interrotta da nuove chiusure sarebbe, diciamo, davvero un tema molto molto serio. La seconda ipotesi è che invece il quadro sanitario sia, diciamo, gestibile con tutta la prudenza che bisogna avere. A questo punto bisogna spingere per il rilancio economico ed è chiaro che quindi i provvedimenti che abbiamo fatto di tampone dovranno essere affiancati da altri provvedimenti più legati a investimenti e rilancio, no? Si parla dei cantieri, si parla di altre cose. Lo scenario è molto incerto, ma questo non dipende dalle valutazioni politiche, dipende da questo quadro epidemiologico. Per questo è molto importante che pur nella ripresa giusta che abbiamo avuto un po' di prudenza ci sia, cioè che tutti noi teniamo conto che qualche mascherina in più non può dar fastidio, ma può consentirci di evitare il peggio anche dal punto di vista economico. Dopodiché ci sono i soldi destinati alla sanità vera e propria, che l'Europa ha più fonti di finanziamento, i 30 miliardi per la sanità, i 100 miliardi per la cassa integrazione e questi centinaia di miliardi per i progetti. Quindi in qualche modo, ma l'abbiamo visto ieri, se posso permettermi, ieri abbiamo visto ad esempio a Venezia una voglia di muoversi che ha comportato
addirittura un eccesso quasi, no? di turismo di nuovo, e che bisognerà regolarizzare. Quindi non bisogna essere pessimisti, bisogna sapere che abbiamo davanti un periodo molto difficile, ma credo che abbiamo anche buone possibilità, se lavoriamo tutti insieme con le imprese, con gli enti, con le istituzioni, ad affrontare questa fase di passaggio. E di superarla. Certo, bisogna essere molto attenti sul piano sanitario, quella è la condizione. Ecco, prima di salutarla, chiedo agli ospiti se vogliono fare delle domande. So che c'è Oscar Miotti che vuole fare una domanda, poi chiedo anche il vice sindaco Lorenzoni se vuole fare delle domande, e anche all'assessore Bottacci. Allora inizio con Oscar Miotti, so che lei voleva fare una domanda al sottosegretario Baretta. Miotti. Sì, buonasera sottosegretario. Niente, lei ha detto, parto proprio da quello che ha detto poco fa, bisogna essere ottimisti, e io voglio proprio come sanitario essere ottimista e proprio, però le faccio un esempio: stamattina sono andato in banca per un mutuo e dicevano ma lei che è libero professionista come ha lavorato a marzo, ad aprile? Allora, fermo restando che io sono un professionista che non ha problemi, ho ripreso a lavorare, sono già in overbooking, però sentirmi dire a questa domanda, che sapevo che mi avrebbero fatto, m'ha desolato, perché c'è bisogno anche che dall'altra parte dall'economia ci sia un ottimismo, no? Ecco, questa è una cosa importante, perché altrimenti noi diciamo torniamo alla normalità e poi ripompiamo continuamente in una situazione di crisi, no? Sembra che non ce la togliamo più questa crisi. Non so cosa ne pensa lei. Ecco, chiedo anche a Baretta di essere sintetici nelle domande e nelle risposte, che così interpelliamo anche tutti i nostri ospiti. Prego Baretta, la risposta. Penso che purtroppo lei ha ragione, nel senso che è una domanda impropria quella che è stata fatta, per due motivi. Perché lei, non personalizzando ovviamente, poteva rispondere: sono stati 2 mesi dove non ho lavorato, e questo non dovrebbe aver influito niente, perché tutti i provvedimenti sono serviti proprio per far sì di aiutare coloro che non hanno lavorato. Oppure poteva rispondere: ho lavorato, e a maggior ragione la banca non avrebbe dovuto avere problemi. Domanda impropria e devo dire inopportuna in una situazione di questo tipo. Certo. Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova, prego. Saluto volentieri Pierpaolo Baretta, mi fa piacere di vedere recuperato, diciamo così, dall'incidente. Io due cose, perché c'è una misura che a me come diciamo così, esperto d'energia piace molto, e sono i bonus al 100% per gli edifici. Credo che sia una misura che possa rilanciare veramente il lavoro delle piccole imprese distribuite sul territorio. Però due temi: uno, i tempi per i decreti attuativi, è importante che arrivino, e quindi sapere se siete già al lavoro su questo, e qual è l'ammontare a disposizione, perché voglio dire, una misura con il 100% di detraibilità, io mi aspetto 2-3 milioni di richieste facilmente tra quest'anno e il prossimo anno. A 60.000 euro la cifra viene una cifra imponente, e quindi ecco, se ci saranno delle limitazioni, oppure se sarà effettivamente una misura a disposizione di tantissime famiglie italiane. Non ho sentito la seconda parte. Ti riferisci sempre al bonus energetico? Sì. Quando parlavi del... Se avete intenzione di mettere un plafond, oppure se è una misura, diciamo così, aperta, perché c'è un massimale a 60.000 euro, però ecco, 1000 famiglie fanno 60 milioni, 1 milione di famiglie fanno 60 miliardi, quindi non so quanto avete intenzione. No, il calcolo è stato fatto tenendo conto del tetto di plafond, e dentro questo non c'è limitazione complessiva, perché peraltro si costituisce un diritto soggettivo. Quindi no, non c'è un limite, per la semplice ragione che è stato fatto una previsione di copertura che noi riteniamo, abbiamo già un'esperienza che è quella del 2008-2013, quando lo stesso provvedimento, non al 100% ma al 60%, è stato molto utile per superare la crisi, perché nei momenti di difficoltà i risparmiatori tendono ad investire sul proprio più che a fare consumi. Quindi l'idea di migliorare le proprie abitazioni, eccetera, è stato già, e quindi abbiamo sperimentato le modalità. Per quanto riguarda invece i decreti attuativi, sì, siamo già al lavoro, perché l'esperienza ci dice che non possiamo fallire, nel senso che
come si diceva prima, come diceva anche il conduttore prima, oggi l'attenzione è sulla velocità e la velocità legata al fatto che una burocrazia inefficiente non determini, diciamo, dei limiti di erogazione. Quindi siamo già al lavoro, è un lavoraccio ma lo stiamo facendo. Giampaolo Buttaccia, domande da porre al Pierpaolo Baretta? Ma guardi, di domande ne avrei tante. Ne faccio qualcuna? Al sottosegretario Baretta. Ne faccio due che sono domande che non riguardano direttamente lui, ma una è una richiesta di aiuto che è la seguente: se ci dà una mano col ministro Di Maio, nel senso che vorremmo evitare spiacevoli situazioni come quelle della Grecia. Ovviamente penso sappiate tutti a cosa mi riferisco, no? Parlo dell'apertura dei confini di Stato. Noi ci auguriamo che avvengano o contemporaneamente per tutti i paesi, oppure secondo dei criteri stabiliti in maniera oggettiva, in modo tale che non ci siano, come dire, decisioni dei paesi. Su questo ovviamente sarebbe necessario un intervento europeo molto importante. Quindi chiedo se ci può, come dire, parlo a nome anche delle altre regioni che ci incontriamo frequentemente, sentiamo proprio questa esigenza, abbiamo bisogno di un supporto del governo su questo fronte. E l'altra è che, visto e considerato che come sanità e anche come protezione civile abbiamo dato ancora una buona dimostrazione di saper prendere decisioni anche delicate, è che ricordatevi di mettere in agenda il tema dell'autonomia, perché a noi sta molto a cuore. Quindi, terminata questa emergenza, noi torneremo a ragionare col ministro Boccia, ma con tutto il governo ovviamente su questo tema. Quindi anche su questo chiediamo il massimo supporto, ma non ho motivo di dubitare che il sottosegretario Baretta è sempre sensibile, anche per motivi territoriali, alle esigenze del Veneto. Quindi so che, visto anche come ha lavorato in passato, sarà sensibile anche su questo punto. Per quanto riguarda i confini, la posizione del governo è esattamente quella che ricordavi tu, perché c'è una trattativa in corso che sta facendo il ministro Franceschini. Perché il ministro Franceschini? Perché prevalentemente il nostro tema è il turismo, no? Con i flussi turistici, proprio perché non ci siano corridoi che non siano diciamo controllati e condivisi a livello. C'è stato il problema della Croazia, no? Ci ricordiamo il rischio, e la posizione della Grecia è una posizione che secondo me è anche controproducente per la Grecia stessa, li si ritorcerà contro, proprio perché è una posizione che non sta in piedi oggettivamente. Per quanto riguarda l'autonomia, sì, lei sa bene che l'unico protocollo firmato è stato quello a cui ero presente anch'io assieme al sottosegretario Bressa e il presidente Zaia alla fine dell'altra legislatura col precedente governo, e quindi il tema è un tema presente, serio. Ovviamente la nostra scelta è stata quella di farlo in maniera il più concordata possibile col numero massimo di regioni, e quindi credo che appena siamo in grado di riprendere una discussione la riprenderemo. Mi pare che è un tema, diciamo, che al di là delle diversità e delle sfumature di merito, un buon federalismo, una buona capacità di gestione autonoma delle singole regioni è un pezzo di quella semplificazione di cui stiamo parlando. Vincenzo Gottardo. Sì, buonasera sottosegretario. Io una domanda che le faccio, vivendo molto a contatto con le persone nella mia quotidianità, anche con l'impegno in protezione civile, è questo. Lei ha descritto tutti i provvedimenti che il governo ha preso e farà avere ai cittadini. Io però ho riscontro che, per esempio, la seconda tranche delle famose 600 euro per le partite IVA deve ancora arrivare, e così come non è ancora arrivata la cassa integrazione. Ma qualora questa crisi vada avanti più del contagio, più del virus, quindi si protrarrà per tutto quest'anno, quali garanzie hanno i cittadini, quali garanzie hanno le partite IVA di poter avere quel minimo che è il minimo di sostentamento, perché le 600 euro tante li hanno utilizzati perché erano finiti i soldi per andare a fare la spesa? Quindi che garanzie ci sono nel tempo della puntualità dell'arrivo dei contributi che il governo ha previsto? No,
la seconda tranche, diciamo, dei 600 euro è in pagamento, poi ovviamente credo sia questione di giorni, ma è già partita il pagamento. Diverso è la cassa integrazione, sulla quale abbiamo tra l'altro introdotto una modalità nuova che consente alle imprese di chiederlo direttamente all'INPS e avere intanto un anticipo per poter soddisfare le esigenze immediate dei lavoratori. Dopodiché, le garanzie, innanzitutto noi dobbiamo lavorare perché la situazione non si ripeta né dal punto di vista sanitario né dal punto di vista economico. Poi, al di là della velocità, che come tutte le cose che scontano all'inizio una difficoltà, poi mano a mano che si mettono in regola, diciamo, vanno poi diciamo, in automatico. La vera garanzia è quella di questi 2 mesi, con tutti i ritardi o le critiche che si possono fare. Lo Stato italiano, che poi siamo tutti noi, ha erogato 80 miliardi in 1 mese e mezzo messi a disposizione per sostenere una cifra mai vista prima. Siamo passati dal 2,2 al 10% di deficit, quindi abbiamo oggettivamente tutti, non il governo, il Paese, una situazione di difficoltà, ma abbiamo fatto bene a farlo, abbiamo aumentato il nostro debito pubblico, ma abbiamo fatto bene a farlo, e quindi dobbiamo fare in modo che si riduca al massimo l'effetto negativo e invece riprenda, anche in maniera lenta, perché in parte sarà lenta, no? Riprenda un po' il circolo economico in maniera tale che tutto possa tornare progressivamente alla normalità. Se l'emergenza sanitaria non ci colpisce di nuovo, noi prevediamo un recupero del 4% del PIL, che è sceso al meno 9% nel prossimo anno. Ovviamente sempre meno 5, meno 4 sarà, però è il segno di un'inversione in tendenza importante il mondo del commercio. Certo. Grazie sottosegretario. Per Paolo Baretta, continui nella sua guarigione, ad ogni modo l'ho vista bene, questo è già un dato importante, grazie. E vorrei ritornare invece all'assessore Bottacin, proprio in virtù dei soldi, perché qui ovviamente sono quelli predominanti e ovviamente dopo il problema sanitario. Economicamente come sta la protezione civile nella regione Veneto, assessore? Facciamo tutti la domanda, non abbiamo mai chiesto, come sta economicamente? Ma i soldi non bastano mai, naturalmente. No, devo dire che scontiamo anche noi il tema della burocrazia, nel senso che i volontari devono rendicontare per poi avere i soldi, quindi oltre che essere volontari sono anche quelle persone che spesso anticipano i soldi di tasca propria, e quindi crediamo che una semplificazione sia assolutamente doverosa e necessaria. C'è addirittura una norma che prevede che chi fa il volontario e ha preso i 600 euro, una partita IVA, insomma libero professionista che ha preso i 600 euro, non possa avere neanche il rimborso forfettario della protezione civile. Quindi queste situazioni creano un po' di malumore all'interno dei volontari. Nonostante questo, però, come dicevo prima, siamo la regione in Italia che ha il più alto numero di volontari di protezione civile rispetto al numero di abitanti, ci supera solo la Lombardia e di poco, che però ha il doppio di abitanti. Abbiamo 498 organizzazioni di protezione civile e copriamo tutte le specializzazioni, perché quando diciamo sistema di protezione civile si va dall'associazione più grossa, dalle associazioni più grosse, che sono quelle tendenzialmente nazionali. La più grossa come numero è la Croce Rossa Italiana, che fa parte del sistema anche Veneto, perché è riconosciuta all'interno del nostro sistema. Poi si scende, c'è l'Associazione Nazionale Alpini, e poi si va fino ai gruppi comunali più piccoli che hanno pochi volontari, però ognuno con delle specializzazioni a volte anche molto spinte, e fa piacere. Per esempio, penso la notte della tragedia dell'hotel Rigopiano, tanto per citare un esempio noto a tutti, fa piacere ricevere la telefonata dal capo dipartimento della protezione civile che ti chiede: voglio avere i volontari del soccorso alpino del Veneto, e quindi con grande piacere noi siamo in grado di dare un supporto anche fuori del nostro territorio grazie alla preparazione e a tutte le specializzazioni. Ho citato il soccorso alpino, non me ne vogliano le altre organizzazioni naturalmente,
ma sono tutti estremamente, come dicevo prima, professionali pur essendo volontari. Non lo fanno di mestiere, ma quando indossano la divisa garantiscono la massima professionalità. E vi dico, perché per esperienza personale l'ho vissuta, io di solito vado sul campo quando ci sono emergenze, che quando sono stato in altre regioni i nostri volontari lasciano sempre un ottimo ricordo, sia dal punto di vista dell'efficacia della preparazione, sia dal punto di vista umano, e questo è molto importante. Ecco, senta Bottacciolo, pubblicità, può rimanere ancora un po' con noi, vero, questa sera? Ho la fortuna di averlo, le rubo un po' più di spazio. Però prima della pubblicità le voglio fare una domanda. Succede che capita questa pandemia, succede che sotto il profilo sanitario ovviamente lo Stato aveva ridotto i costi per quanto riguarda la gestione degli ospedali, delle infermiere e di tant'altro, poi succede che arriva il Covid, c'è bisogno di più personale. Allora si aprono, come si dice, si aprono le porte e bisogna riassumere dei volontari, degli infermieri, dei medici, bisogna riportare il personale che era stato tolto. Ho fatto questa premessa per chiederle, la protezione civile ha bisogno, dopo quello che è successo nel Veneto, da quello che è successo nelle Dolomiti a quello che è successo in questi giorni, di maggior personale, oppure il personale fisso che avete a vostra disposizione è sufficiente per qualsiasi emergenza? No, guardi, il nostro personale, quando dico nostro, dico il personale che dipende dalla regione, quindi che sullo statino paga, c'è scritto Regione Veneto, quindi anche il personale che è distaccato e che opera nelle province, sono eccezionali. Perché se noi facciamo i confronti con le altre regioni, credo che poche regioni abbiano così poco personale e nonostante questo riescono a dare le risposte che avete visto tutti quanti. Quindi ho citato i volontari, ma ho citato anche il personale dipendente delle province e della regione, oltre che naturalmente quelli dei comuni, perché sono fondamentali. Ovvio che ci servirebbe più personale, lo abbiamo chiesto proprio sull'onda di quello che diceva lei, no? C'era la possibilità di assumere personale sanitario e quindi abbiamo chiesto in più occasioni di allargare questa possibilità anche al personale di protezione civile, però purtroppo non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo e ci auguriamo che in futuro magari ci si aprano delle finestre, perché effettivamente c'è la necessità e lo vediamo. La protezione civile nasce tanti anni fa per un'intuizione di Giuseppe Zamberletti, che è stato il papà un po' della protezione civile in Italia, ma poi si sviluppa in modo molto importante, copre un sacco di necessità. Questa è l'esempio, un'emergenza sanitaria, ma la protezione civile ha regalato quasi 1 milione di ore alla collettività. Per questo il motivo sono scesi in campo e hanno garantito un supporto che la sanità da sola non sarebbe stato in grado di sostenere. È per questo le dicevo, Bottacin, il nostro governo inizialmente aveva tralasciato, aveva un po' mollato sotto un profilo sanitario, pensando che magari non fosse così importante, o magari molto probabilmente un po' di ragione ce l'aveva perché pensava uno spreco, e visto le regioni dove si spendeva di più, altre di meno, e ha ridotto il personale in maniera drastica. Adesso questo non succederà perché c'è stato questo Covid, e io mi auguro che anche nella protezione civile il governo capisca che ci sono delle priorità per salvare la vita alle persone, e tra queste priorità c'è anche la protezione civile. Rimanga con noi, e tra poco andiamo in pubblicità.